che si potrà partire. Fischietto in bocca per il direttore di gara. Ed eccolo qui, il fischio che inaugura il match. Ricerca di proietti, capisce tutto Armellini e allora Luongo può ripartire, serve Casini a tu per tu con Pacioni, gliela piazza sotto le gambe e allora Casini, entrato da poco, porta in vantaggio l'Italpol quando siamo a 7 minuti e 28 secondi. Raubo, la lunga rincorsa, Raubo! La piazza alla sinistra di Ferrari e Jacopo Raubo rimette le cose a posto. 1-1 tra Fortitudo Futsal Pomezia e Italpol. Andiamo a seguire il secondo tempo di Italpol Pomezia con l'Italpol che manovra il primo possesso. Tutta la calma del mondo l'Italpol, Medici dall'altra parte per Luongo che ha spazio, Tapia riceve il pallone e la piazza in rete e dunque 2-2 qui al Palacemps. l'Italpol che come non detto attenzione a Medici che lascia sfilare per Tapia, lo intercetta però Raubo e allora Cavalieri che apporta spalancata e trova la rete del 3-1, Manuel Cavalieri. Gol pesantissimo questo. Fallo laterale subito battuto, Armellini, conclusione che trova la via della rete e allora ad un minuto dal termine si riaprono le speranze per l'Italpol.
per tutto, adesso l'Italpol con Santos Nunez, 5, Oscar Ruiz, bloccato il passaggio e allora esplode la Fortitudo Futsal Pomezia, perché si porta a casa la squadra di Esposito 3 punti pesantissimi. Mister, oggi è stata vinta forse una delle gare più belle che ha regalato quest'anno la C1. Sì, penso davvero, buonasera a tutti intanto, davvero che sia stata una gara bellissima, con tanta intensità tra due grandi squadre, perché noi piano piano stiamo diventando una grande squadra. E mi dispiace perché ce l'eravamo giocata anche con l'Agnene fino a metà del secondo tempo, poi per qualche problemino non siamo più riusciti a giocarci, però questa squadra sta dimostrando di crescere partita dopo partita e sicuramente oggi Michael Montagna ci ha dato qualcosa in più, ma un bravo e un eccezionale va veramente a tutti i ragazzi che si sono aiutati e che in campo stanno diventando veramente un gruppo unito e come dico sempre ormai da qualche anno i gruppi uniti possono raggiungere risultati straordinari. Oggi la soddisfazione più grande credo sia vedere una squadra forte e organizzata come l'Italpol che a 10 minuti dalla fine decide di usare il portiere di movimento, perché credo che giustamente il mister si era accorto che non riusciva più a crearci tanti pericoli in un 4 contro 4 normale e quindi ha giocato questo 5 contro 4 che a mio parere abbiamo difeso bene a differenza di altre volte. Senta mister, questa di oggi è stata la prima sconfitta in campionato per voi, adesso bisogna smaltire al più presto la delusione ed andare a Carbognano con un'altra mentalità e provare a chiudere bene questo 2016. Normale adesso va smaltita questa delusione il prima possibile, però sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata, è impossibile con un campionato così equilibrato concludere il girone d'andata con 0 sconfitte sarebbe stato impossibile e così è stato, quindi sapevamo che prima o poi avremmo incampato in una sconfitta, la accettiamo, ci rimettiamo al lavoro da lunedì cercando di rimetterci sotto e riguadagnare i 3 punti sin dalla settimana che verrà.